Cosa significa questo cartello? Questo cartello è un progetto che ho in mente e che ho anche presentato al Comune di Roncade, perché ogni giorno, chiaramente facendo la strada, ho notato quanta gente corre in modo scorretto. Non occorre l'alta velocità nella guida per causare incidenti, anzi molte volte è la disattenzione che porta l'auto, seppur nei rigorosi 50 all'ora, in centrostrada o ad invadere la pista ciclabile con inevitabili incidenti o investimenti. Troppe volte Beppe Fantin, vignettista trevigiano lungo la Treviso Mare che utilizza ogni giorno, ha visto situazioni del genere e si è visto costretto a manovre impossibili pur di evitare gli schianti. All'inizio era arrivato alla provocazione di disegnare gli scorretti al volante, poi gli è venuta in mente l'idea di una telecamera intelligente. Ho chiamato un'azienda leader nel settore nella costruzione di telecamere, ho detto a loro che vorrei una telecamera che mi fosse in grado di fotografare le targhe delle macchine che corrono in modo scorretto, tipo il sorpasso in linea continua e in doppia linea continua. Un'idea alla quale pare non abbia ancora pensato nessuno, visto che l'azienda che si è messa subito all'opera ha pensato anche di brevettare il software castiga scorretti. Detto, fatto. L'azienda che io ho contattato è un'azienda di Mantova, la telecamera è già pronta, si tratta solo di avere voglia di chiamare Veneto Strade, di fare il percorso per l'omologazione, dopodiché l'installazione è breve, cioè ci vuole poco. Perché le telecamere omologate sono sensibili solo alla violazione dei limiti di velocità o al passaggio con il rosso. Nessuna al momento fissa le altre scorrettezze, comunque digitalmente rilevabili. Quelli che io chiamo i furbetti, con queste telecamere vengono fotografati, chiaramente tutte le immagini vanno alla polizia locale della strada del comune di competenza. Beppe ha una speranza, che la prima telecamera antiscorretti sia messa in funzione lungo la Treviso Mare. La scorrettezza che io vedo tutti i giorni sono i sorpassi in doppia linea continua, soprattutto nel cavalcavia dell'Arsenale a Roncade.